Ho il logo 3-0, quasi. Calma. Calma. Penso che il titolo di questo video sarà che è una sconfitta importantissima. Ora io sto registrando, manca un minuto, manca buoni forse 3 minuti. Il che vuol dire pure che magari il Napoli adesso pareggia e non cambia niente però, perché io avevo già previsto di fare, visto che ho il che fare, non possiamo andare live. Benvenuti sul canale, non mi ricordo. E lasciate il like, perché questa secondo me è una sconfitta importante per evitare lo sfrenato ottimismo, per sottolineare le cose che onestamente, usiamo sempre le parole di Conte, medie, situazioni medie, giocatori medi. Mi sono scritto un po' di cose come mio consueto. OneFootball ogni tanto si bloccava, segnaliamolo sempre. E il Girona. Prima di tutto mi sono scritto che c'hanno Bryan Gil, e quelli che mi seguono da un po' di tempo sanno che era un mio pupillo. Io l'anno scorso lo volevo proprio, quando mi si parlava chi prenderesti in attacco, Bryan Gil del Tottenham, che sta andando un po' in giro in prestito, ma è un loca. Conclusione alta sulla traversa, ci hanno fatto proprio male. Quindi mi sono iscritto Bryan Gil, che ce l'hanno loro, e poi i nomi, perché il Napoli mette anche i nomi stampati. La formazione è quella annunciata che sta provando Conte praticamente in vista della Coppa Italia, e siamo molto in ritardo, ragazzi, bisogna dirlo tranquillamente, senza raccontarci frottole. Qualcuno, ma perché non possiamo affrontare il Verona, la Coppa Italia? No. E non è una questione solo dell'attaccante, è una questione in generale. Meret è uscita, perché poi dobbiamo parlare pure di Meret. Meret, Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno, sempre buongiorno, braccetto di sinistra. Mazzocchi, parliamone. Anghissà, parliamone. Lobotka, Spinazzola, anche di Spinazzola dobbiamo parlare. Politano, Kvara, Raspadori. Che cosa mi sono scritto per fare un recap per chi non avesse avuto modo di vedere? Errore di Spinazzola, buongiorno show. E vi dico subito che buongiorno è quello più positivo, secondo me, di tutta la squadra. Ha giocato proprio bene, sul pezzo, aggressivo, concentrato. Adesso entra Ngong, siamo alla finalissimo, partita vera per Conte, perché non fa tutti i cambi per mettere benzina nelle gambe, adesso voleva vincerla sta partita. E c'è stata poca reazione. Però buongiorno show, buongiorno bene. Inflessione Spinazzola, che aveva fatto un buon precampionato. Inflessione, c'è stata un pochino di una partita non precisissima e che si conclude anche con un autopalo tremendo. Comunque mi sono scritto inizio difficile, ma mi sono scritto anche ancora una volta, perché non è la prima volta che abbiamo un inizio difficile, che stiamo in affanno e aspettiamo l'avversario, lo rincorriamo mentre loro fanno calcio. È una novità assoluta a cui io faccio fatica ad abituarmi, però vedremo quando le partite conteranno. Poi ho scritto Kvara prende il pallone sulla sinistra, mette un cross bellissimo per Mazzocchi, e io devo essere onesto nel discorso che vi faccio sempre di equilibrio e di non accanirci contro i giocatori, no? Perché poi ognuno ha le sue fissazioni, le sue preferenze. E per Mazzocchi io vi ho sempre detto grande volontà, grande corsa, tecnicamente. Voglio parlare spesso delle partite singole, però io, parlando con gli amici abbonati sul gruppo che la vedevamo insieme, l'ho detto e devo essere onesto con me stesso, non posso tirarmi indietro solo perché i giocatori se li vedono i video e poi mi dispiace perché uno di Napoli e uno di noi. Dobbiamo essere onesti con noi stessi, altrimenti il medico pietoso fa la piaga purulenta. Ho scritto agli amici e me ne prendo tutte le responsabilità. Come è possibile avere nella stessa squadra Kvara e Mazzocchi? Questa è la domanda che io mi pongo, e la scelta che fa il Napoli l'anno scorso a gennaio di prendere Mazzocchi e dare via Zanoli. Io non dico che Zanoli è fortissimo e che diventerà chissà che, ma non ha senso, non ha alcun senso prendere uno che ha più anni ed è praticamente, se vogliamo, equivalente a Zanoli, e che adesso non ti puoi rivendere perché nessuno lo vuole, prende pure poco, quindi non è un problema. Ma c'ha più mercato Zerbin, ma Zerbin ti è utile per le liste. Questa è una cosa
che non ha alcun senso logico. Quindi il Napoli continua a pagare tutti gli errori fatti l'anno scorso, che sono tanti, e te li porti dietro, te li porti dentro. Quindi Kvara, un cross perfetto per Mazzocchi di testa, scompare la testa di Mazzocchi, non impatta bene, vabbè. Girona che comincia a tirare fuori di poco, Kvara di punizione si prende un fallo al limite dell'area, tira la punizione sulla traversa. Il discorso delle punizioni, perché poi ce ne sarà anche un altro nel secondo tempo con Politano. Oggi Lindstrom ha segnato un calcio di punizione fantastico con l'Everton. È l'imponderabilità del calcio, no? Con noi non valeva 2 soldi. Subito sulla palla gli fanno tirare il calcio di punizione, quindi grande fiducia in lui. A giro perfetto ha segnato Lindstrom, specialista proprio dei calci piazzati, quello che ci serve. Dopodiché c'è il frittatone di Meret. Sono stufo di ripetere sempre le stesse cose. L'unica riflessione che vi lascio è il ragazzo è insicuro o è troppo sicuro? Perché è troppo sicuro di se stesso se dopo l'errore che fa continua a farlo. Evidentemente sono anche gli allenatori che gli chiedono se giochi con Raspadori devi giocare dal basso, non puoi lanciare sempre. Si deve trovare però una soluzione, perché non si può rischiare di prendere gol ogni volta, perché rischi di prendere gol ogni volta, e nello specifico questo passaggio non ha alcun senso, perché non sei sotto pressione, non ti stai giocando punti, così alzi la testa, ce ne sono due su Anghissà, riceve palla da Rachmani, gli dà il pallone agli avversari. È una cosa onestamente inspiegabile. Se qualcuno vuole continuare a difenderlo, a sparare, che è il migliore, Zoff ha detto che è il migliore portiere del mondo, non lo è mai stato e non ha mercato. Dobbiamo essere onestissimi se vogliamo impostare un'azione, una stagione senza poi dare gli alibi a Conte. Attenzione, di conseguenza è un problema che ti devi porre. È il più scarso portiere della terra? Sicuramente no, e non lo dirò mai. Anche ha fatto delle parate per tutto il pre-season, simpatiche, interessanti, non miracoli, però ha fatto le sue parate. E anche oggi un paio col diluvio universale. Ma è un problema, perché io avverto la non sicurezza. Vi ricordate che giocava Ospina per un fatto che i giocatori proprio hanno più sicurezza di Ospina? E ci risiamo. È finita dopo molto tempo di recupero sotto la pioggia Conte, prima sconfitta. Poi ovviamente ci aggiungiamo che, stai zitto Alvino, un attimo di silenzio, sono amichevole, la Juve che deve dire, ha perso 3-0, l'Inter ha pareggiato col Pisa all'ultimo a tutto 1-1, il risultato non ce ne frega proprio, ripetiamo, del risultato non ce ne frega proprio. Anzi, secondo me, io sono un fautore, lo dico spesso, capisco che magari le amichevoli con squadre un po' più di basso livello ti portano piano piano a trovare una condizione fisica, magari metti anche fiducia, perché fa piacere ai giocatori vincere, anche le partitelle tra loro ci tengono e le sconfitte non fanno mai piacere. Però io ritengo che sia meglio ogni tanto affrontare anche qualche squadra più forte, così fai faccia e fronte con la realtà della tua qualità di rosa, e anche nei momenti di difficoltà. Il Napoli non ha reagito, non è riuscito a reagire né con i nervi né con la tecnica. Queste sono cose importanti. Quindi benedetta sia questa sconfitta netta di risultato e di prestazione. Benedetta sia perché ti devi guardare in faccia e devi cominciare a capire come una rosa affronta la sconfitta, come ti riprendi, e ti devi riprendere subito perché c'è la Coppa Italia. Sono finite le amichevoli. Quindi per me fare amichevoli contro il Real Madrid, se perdi con il Real Madrid, con il Manchester United, nessuno ti dice niente. Forse è meglio, ti rendi conto di un grande livello, e hai perso con David Lopez, perché poi il Girona sì, grande stagione l'anno scorso, si muove bene e ci sono dei profili molto interessanti. Hanno giocato a pallone perché l'altra amichevole avevano persa 4-0 col Tolosa. 4-0 col Tolosa, che dire. L'altra amichevole l'hanno fatto con l'Espagnol, che dire. Quindi tutti questi, vedete, con le manna in pasta. Insomma, Napoli, sei pronto? Sei pronto per la stagione? Perché credo che si debba fare qualcos'altro.
E al di là di Osimhen, lo ripetiamo, Osimhen, Lukaku, portatelo avanti, sono fatti tuoi, non ha importanza. Sulle fasce che vuoi fare non dipende da Osimhen o Lukaku quello che devi fare sulle fasce o che devi fare a centrocampo, perché Anghissà ha fatto una partita pessima, si vedeva che non aveva voglia, proprio la non voglia, pallone a campanile non salta. La partita pessima cosa vuol dire? Ti stai mantenendo per la Coppa Italia, ti stai gestendo ancora una volta perché sai di non avere sostituti in panchina che ti tolgono il posto, perché Conte ha già detto voi siete la coppia più forte, male. Bisogna dare competitività, competizione nello spogliatoio ad Anghissà, malissimo. Di conseguenza, successo poi esatto, tutti malino tranne Buongiorno, mi sono scritto. Manocchi, perché poi Mazzocchi se la dà sulla mano ed era anche rigore, la cosa che faccio io a calcetto proprio, che stai tutto scordinato e te la butti sulla mano. Gil che tira alto, parata di Meret centrale, pallone scivoloso, Portu parato che non era il fuorigioco, fa male il fuorigioco il Napoli, diluvio universale. Secondo tempo, Politano tira da centrocampo, stendiamo un velo pietoso, Anghissà tiro moscio sullo spunto di Kvara che ad un certo punto ha giocato da solo, pur non essendo al massimo secondo me della sua brillantezza, a un certo punto si è preso la squadra sulle spalle e ha giocato da solo. Mazzocchi prende una botta o una storta, insomma esce molto dolorante, non può mettere i piedi a terra, quindi al di là di tutto facciamo gli auguri a Mazzocchi e che siamo già corti. Tant'è vero che poi succede una cosa tatticamente dopo, con le sostituzioni, che è importante e ne parliamo. Quindi entra Zerbin, Meret che para su Portu, un'azione lunga del Girona che non ci fa vedere il pallone, ci supera in dribbling, ci supera in velocità, ci supera con gli 1-2, va bene. E poi c'è l'autopalo di Spinazzola, cioè c'è un cross loro di Gil sempre, il mio pupillo Gil, e Spinazzola di petto, sai quando la vuoi accompagnare in angolo di petto e si stava facendo un autogol veramente clamoroso e bruttissimo. Attenzione Spina, attenzione alla superficialità, non è bene. Destro punizione di Politano che stavolta Kvara gliela lascia sempre sulla barriera, e qua il discorso di Lindstrom. Entra poi Simeone al 30° ed entra anche Rafa Marin entra al posto di Spinazzola. Cosa succede? Si sposta Zerbin a sinistra, Rafa Marin si mette il braccetto e si sposta Di Lorenzo esterno destro a tutta fascia, e quindi capiamo se questa è una soluzione, visto che Mazzocchi non lo puoi nemmeno utilizzare, vai con Zerbin in Coppa Italia o metti Di Lorenzo e ti giochi un altro braccetto, sposti di nuovo, perché Olivera tornerà quando torna, lunedì, non lo so se avrà la preparazione per giocare subito, e quindi devi trovare una soluzione. Marin, Rachmani, Buongiorno, poi fa giocare Rachmani, Buongiorno e metti Marin a sinistra, ci sono parecchie problematiche. Poi c'è un palo preso in confusione dal Napoli su un cross, una spizzata tra Simeone e Rachmani. Poi c'è il 2-0 loro, un tap-in, una dormita proprio sulla sinistra, fanno quello che vogliono, dormita generale. E poi Kvara ci riprova parato col sinistro. Signori miei, calmi ad essere troppo drastici e troppo preoccupati, sì, ma calmi anche ad essere troppo ottimisti, dicendo che diciamo fortissimi, siamo migliorati tantissimo, gli altri non hanno i soldi, noi possiamo fare quello che vogliamo. Signori miei, signore mie, facciamo molta attenzione. Quindi sconfitta importantissima, meno male, uso le parole di De Laurentiis, meglio così. De Laurentiis ha detto meglio così, perché andare più in fondo possibile per ricostruire. Benissimo, abbiamo ricostruito pochino finora, c'è tanta roba da smistare, smazzare, non ci sono offerte. Il problema di Osimhen è un falso problema, è ancora tuo per 2 anni, se non arriva nessuno te lo tieni e non fa niente, lo paghi e si paga. Lui se ne vuole andare e gioca, ci aveva fatto il rinnovo. Quello è un falso problema. Il problema è che non stai vendendo Caiuste, non stai vendendo Mario Rui. Muoversi Napoli, perché tra un poco si va a giocare le partite ufficiali che ti portano passaggio del turno, che ti portano punti. Sveglia, io leggo tutti i tifosi di tutte le squadre, tifosi del Milan che non sono contentissimi,
Secondo me Fonseca fa un calcio moderno, si è evoluto, ne parleremo. La Juve, qualcuno si lamenta del mercato, troppi nomi e poi non si quaglia, si sono venduti giocatori giovani. Mercato importante. L'Inter alla base ha parlato pure Zielinski e dovremmo parlare. Datemi te, iscrivetevi al canale perché ci sono molti argomenti che dobbiamo recuperare e analizzare con più calma e non col telefonino, seduti sullo studio con i numeri alla mano, perché attenzione, a Roma non ne parliamo proprio, la Lazio non mi convince, la Lazio stessi problemi societari, non mi convince tantissimo, le altre squadre ci può essere una sorpresa, ma l'Atalanta la state sempre sottovalutando? No, vi chiedo io, quindi bisogna fare tantissimo per recuperare e per guadagnare sulla carta, anche solo sulla carta, quel quarto posto di cui vi dicevo. Poi devi lavorare sul campo perché, come ha detto Conte, giustamente, ama faticare. E ci aggiungiamo, situazione non alta, media da New York. Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, non vi intossicate perché è calcio d'agosto, ma Napoli non essere troppo ottimista perché è tosta quest'anno.